Allora, coach, ci abbiamo tentato, sembrava la partita di 2 giorni fa, purtroppo il risultato non è quello. No, il risultato non è quello, le energie anche nervose Lo non avevi erano... detto, lo avevi detto. no, me ne ero accorto all'intervallo che non avevamo energie nervose e poi onestamente stavamo entrando bene, la tripla di Egvo ci ha un po' spezzato le gambe perché avevamo difeso bene, l'avevamo lasciata tirare. Ci ha un po' spezzato le gambe e il ritmo. Me ne ero accorto all'intervallo che le nostre energie stavano cominciando un po' a scarseggiare, loro l'hanno messa un po' sulla rissa e non siamo state brave e lucide a tenere, però secondo me è la quarta partita di fila che giochiamo innanzitutto con le prime quattro, abbiamo giocato con le prime quattro in fila e abbiamo giocato 4 volte di fila e 4 buone partite. Una l'abbiamo portata a casa, 3 volte ci siamo andati vicini o comunque siamo stati lì in partita, quindi assolutamente da dopo Ragusa abbiamo tirato una linea e dobbiamo continuare su questa strada qua, perché abbiamo fatto, se giochiamo con le prime quattro in questo modo qui, adesso che comincia il girone di ritorno, abbiamo un po' di scontri diretti, dobbiamo giocare con questa energia, con questa lucidità, dobbiamo fare un po' più canestro perché oggi non l'abbiamo fatto tantissimo, infatti abbiamo fatto 52 punti, che sono un po' pochi, un po' sotto la nostra media, però dobbiamo andare avanti in questo modo qui, assolutamente. Coach, non resta altro che augurarti un buon Natale, buone feste a te e alla squadra e ritrovarci poi naturalmente come dicevi tu. Assolutamente, buone feste, grazie. Grazie, buone feste a tutti.